Nonostante Chioggia continui ad essere un'isola felice rispetto ad altre realtà circostanti come Mestre o Padova, c'è una continua e crescente ondata di, diciamo, microcriminalità che colpisce le attività commerciali da diversi mesi. I ladri come Andrea Penzo, noto come lo Smilzo, in prima linea, danneggiano serramenti e vetrate, causando danni ingenti che spesso superano di gran lunga il valore del bottino, di solito che non è più di qualche centinaio di euro, a volte anche meno. Questa piaga, che continua a colpire Chioggia, solleva forti dubbi interrogativi sulla legge e su come sia possibile che simili situazioni siano permesse. Oltre a questi furti c'è un altro problema di microcriminalità che affligge le attività commerciali, in particolare i supermercati. Qui i taccheggiatori e i ladri sono una presenza costante e anche se alcuni vengono sorpresi dagli addetti, 2 giorni fa sono stati bloccati dei ladri all'Iperclodia di Brondolo, arrestati poi dai carabinieri e rilasciati dopo la denuncia. Questa pratica è diventata così diffusa che persino gli stessi dipendenti si stupiscono di chi possa nascondersi dietro queste azioni. A volte le motivazioni apparenti sono legate a difficoltà economiche, altre volte non sembra che la propensione al furto sia causata da motivi di povertà in senso stretto. Confezione di affettati che costano molto e occupano poco spazio. Scatolette di tonno, confezioni di tramezzini che vengono trovate vuote dietro gli scaffali, sono tra i generi alimentari più gettonati dai ladri. Sorprendenti a volte le giustificazioni. Un giovane sorpreso alla cassa con delle confezioni occultate in una borsa, ai rimproveri della direttrice del supermercato, si è giustificato dicendo che, dopo tutto, dall'ultima volta che aveva rubato era passato un anno. Il problema in realtà, oltre a penalizzare i bilanci delle aziende, mette in difficoltà per primi gli stessi dipendenti, perché se dai magazzini manca poi la merce, una certa dose di responsabilità si riflette anche su di loro. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo-cena per i nostri cocktail. C'è stato un nuovo blitz oggi, sabato 9 dicembre, a Venezia, sul ponte di Rialto. Degli attivisti ambientalisti si sono agganciati al ponte con delle attrezzature da montagna e con un cartello in cui dicevano: mentre i governi parlano alla COP28, noi siamo appesi un filo. E il filo a cui fanno riferimento sicuramente non è quello che hanno utilizzato loro per agganciarsi al ponte, ma è quello dell'ambiente, perché stiamo andando veramente verso la distruzione, verso problemi enormi e in effetti, da quel che si legge sui giornali, non ci sono passi avanti significativi per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili. Detto questo, c'è anche un comunicato del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, arrabbiatissimo perché considera questo atto un atto sconsiderato, perché appunto Venezia è una città fragile, quindi ci vuole rispetto per la città. Ci permettiamo col cappello in mano però di sottolineare che è vero che questo gesto sicuramente comporta comunque dei disagi, è stata interrotta la navigazione, dovranno fare dei rilievi perché hanno buttato anche un colorante che ha, diciamo, dato il colore verde alle acque, un verde stranissimo. Però c'è da dire che a rispetto di altre azioni che sono state fatte, tipo l'ultima sulla Basilica San Marco, che l'ha disturbata con della vernice, o anche in altre situazioni, questo gesto, anche se diciamo censurabile, perlomeno non ha creato danni particolari. E se vogliamo dirlo, il fatto che ci debba essere attenzione massima da parte di tutta l'opinione pubblica verso questo grandissimo problema
dell'inquinamento, francamente non ci sembra di condannarli completamente. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Anche nel Golfo di Napoli si è detto basta alle cassette di polistirolo per lo stoccaggio del pesce. Queste saranno sostituite da contenitori ecosostenibili dotati di microchip che garantiranno un trasporto ottimale del prodotto ittico. Il comune di Pozzuoli, grazie ai POF e AMP, ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di 324.000 euro. In sinergia col comune di Procida introdurrà le nuove cassette che grazie al microchip potranno essere tracciate, con le quali si abbatterà l'inquinamento da polistirolo. Le nuove casse sono lavabili, riutilizzabili per moltissime volte, un po' di lavoro in più per salvaguardare l'ambiente, un cambiamento che sembra piccolo ma di cui si noteranno i benefici. A chi oggi il tema cassette di plastica e l'esigenza di dire stop all'inquinamento da polistirolo è molto sentito dalla marineria, che da anni cerca di risolverlo. In prima fila l'armatore Elio Dall'Acqua, che ne sta parlando proprio da anni, cercando di dare il proprio contributo per trovare una soluzione. Store 23 Intimo e Corredo in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale. La vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, ha inaugurato la nuova rotatoria di Castelfranco Veneto, un'opera attesa che mira a migliorare la circolazione veicolare e garantire la sicurezza a pedoni e ciclisti attraverso un sottopasso dedicato sulla strada regionale 53. L'infrastruttura, costata 1.700.000 euro, ha ricevuto contributi dalla Regione e da Veneto Strade per un totale di 800.000 euro. De Berti ha evidenziato l'importanza strategica dell'opera, posizionata lungo una strada cruciale che collega Vicenza a Portogruaro, eliminando un semaforo e portando benefici in termini di sicurezza stradale e riqualificazione urbana per i residenti di Castelfranco e i numerosi automobilisti che percorrono questa strada quotidianamente. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia.